Caro Vicepresidente del Consiglio, questa infrastruttura vale 1,5 punti del PIL del Veneto. Oggi in questi cantieri, lo ricordo a tutti voi, abbiamo 1860 uomini, più di 1000 mezzi d'opera. È una fabbrica nel territorio. Qualcuno dice, ma Zaia decide di inaugurare i soli 7 colonne. Guardate, oggi il significato di questa apertura è unico. Il fatto che ci sia il Vicepresidente del Consiglio ne dà anche una dimensione. Siamo davanti a un'apertura di un'opera che noi abbiamo ereditato, che era un cadavere eccellente, che non aveva futuro, un'opera che aveva gli espropriati e che cubavano circa 330 milioni di euro, che non avevano mai visto i soldi e li abbiamo tutti ristorati. Il 98% degli espropriati ha avuto ristoro degli espropri. Ringrazio gli espropriati perché è una ferita nelle proprietà private, comunque è un grande sacrificio. È un'opera che comunque noi oggi diciamo che si farà, però considerate che entro fine anno trarremo un altro lotto funzionale, avviandoci per il 2020 alla conclusione di tutte queste infrastrutture. Sono 94 km e mezzo, come avete sentito sono 36 comuni attraversati. Ringrazio tutti i sindaci che peraltro è bene ricordare hanno votato all'unanimità l'infrastruttura. Guardate, se facessimo un referendum, io sapete che sono un esperto in referendum, se facessimo un referendum sulla pedemontana coinvolgendo solo le amministrazioni, i territori comunali coinvolti, avremmo penso la quasi totalità dei cittadini che ci direbbero vai avanti, falla subito, anzi sarebbero anche arrabbiati perché glielo richiediamo un'altra volta. E non siamo la banda Bassotti che è scappata, e qui mi tolgo un sasso, che è scappata con i soldi. Non si va dai cittadini, perché bisogna essere dei lazzaroni, andare dai cittadini a dire che l'infrastruttura costava 1,6 miliardi, 1,7 miliardi all'inizio e poi guarda caso è lievitato il costo a 2,258 miliardi. Non siamo la banda Bassotti. La lista della spesa c'è tutta, è visibile. Questa infrastruttura nasceva con un nastro d'asfalto sul piano campagna e oggi per il 65%, in virtù delle richieste delle amministrazioni, è una trincea. E quindi i costi sono lievitati perché i 68 km di viabilità di adduzione sono spesso risposte alle amministrazioni, a non tutte, cercheremo di dare risposta a tutte, rispetto a viabilità nuova che non era programmata. E poi l'applicazione di leggi che di volta in volta sono comparse all'orizzonte delle quali ignoravamo l'esistenza perché non c'erano proprio. E non siamo neanche dei criminali che vanno a interrare e a nascondere i rifiuti nottetempo nei cantieri.